Assessore Pannariti, da oggi la ricerca del lavoro approda sullo smartphone. Sì, l'Agenzia regionale per il lavoro, così come aveva annunciato, ha un nuovo servizio, la app Lavoro FVG. Con questa app le persone potranno direttamente sul proprio smartphone arrivare a vedere quali sono le offerte di lavoro, poter candidarsi direttamente e anche ricevere poi un'attenzione speciale per le proprie richieste, cioè ci sarà il modo per tutti e per tutte di far sapere quali sono le cose che interessano di più e di ricevere informazioni in questa direzione. Mi pare che si tratti di un ulteriore importante servizio dell'Agenzia regionale per il lavoro che insieme a quelli che stiamo già offrendo in filiera per quanto riguarda la selezione, la formazione e l'informazione fanno sì che la nostra agenzia continui ad essere uno dei siti più visitati della nostra regione. Assessore, questa è l'ultima azione di una linea che ha riportato la competenza sul lavoro alla Regione. Sì, si può dire che questa riforma, se vogliamo chiamarla così, ha funzionato e ha funzionato molto bene perché abbiamo una strategia che è una strategia regionale che ci permette di intervenire sul territorio, 700 nel primo anno le visite nelle aziende per raccogliere le vacancy e i posti di lavoro e vacanti da poter offrire alle persone, da poter informare le persone. Quest'anno saranno più di 1000, quindi continuiamo con forza a stabilire relazioni con il territorio, a offrire servizi importanti e a fare quindi un servizio per tutti i nostri cittadini e le nostre cittadine che sono in cerca di lavoro, augurandoci che ancora continui a ridursi la disoccupazione nella nostra regione nel corso anche del 2018.